Io allora, prima Gigi, di iniziare, vai, io volevo Gigi. subito intanto ringraziare la televisione, i miei manager, agenti, ma chiamiamoli amici che lavorano con me, che sono Peppe Pagano e Roberto Arcanà, che hanno insistito perché io venissi qua, ma soprattutto perché ha insistito Merola prima. Infatti sono qua e te devo dire, sono contento, mi sono emozionato, cose che in televisione non capitano più. Ma come stai, Capello? Io sto benissimo, grazie Gigino. Stasera è la serata dei capelli. Artù! Chi è questo? Chi è? Il tuo cane? È tuo, no? Questo è il cane di Peppe, che ovviamente vuole molto più bene a me perché gliel'ho regalato io, sono il suo padre putativo e mi segue nelle serate, siccome nelle serate qualche volta ci pagano e allora abbiamo bisogno della scorta, ci portiamo lui. Questo è Arturo, ve lo presento, buon Natale da Arturo. Ciao. Senti allora, Gigi, tu veramente sei stato un grande amico di Mario, lo sa tutta la città, lo sanno tutti, perché spesso vi abbiamo visti insieme, non soltanto per occasioni lavorative. Ma sai, a volte vantare l'amicizia di una persona quando questa persona viene a mancare è facile, certo. e lo fanno in molti nel mondo dello spettacolo. Qui ne è testimone il maestro Campagnoli. Con Mario c'era un'amicizia, una grande stima artistica. E poi Mario mi è stato molto vicino in un periodo a me non felice della mia vita. Immagino quale? Ed è stato quello che mi chiamava sempre per le serate e ci vedevamo a Napoli per cena. E che ti diceva? Sai, quelle sue formule magiche? Niente, ma la bellezza e la bellezza di un signore è che tu quando hai un piccolo problema o un grande problema non ci deve mai andare sopra, ma lo deve smussare, arginarlo e dimostrarti l'amicizia. E Merola era questo. Con i fatti, no? Con le parole che sono facili. Fatti, non parole. Fatti, non parole. Senti Gigi, tu sei considerato, penso da tutti, anche da me che faccio questo lavoro, un maestro, perché hai fatto tante cose prima degli altri. Hai fatto... prima degli altri mi è piaciuto. Prima degli altri. Questo sono contento. È vero o no che hai fatto un sacco di cose che poi... Bello, io ti seguo. Pensate che la prima volta che l'ho intervistato era l'88, penso, a un Sanremo. Tu cantavi quella... Nell'89 ho fatto... nell'89 ho fatto Sanremo con una canzone di Cotugno che si chiamava La fine del mondo. Fine del mondo, sì. Me l'aspettavo un po' più biondo, è arrivata la fine del mondo. Sì, io ti... Fu una bella esperienza traumatizzante perché Sanremo, ragazzi, terrorizza chiunque. Ma poi adesso questi presentatori attuali litigano tra loro come delle soubrette da aspettare. È cambiata. Ma perché, adesso lo diciamo tutti, maestro Campagnoli. Lo diciamo tutti. Una volta i presentatori, signori, qui vedo anche gente della mia età e pure qualche cosa in più, e anche giovani ovviamente. Una volta i presentatori entravano in... Voi prendete Corrado, uno che ci manca tanto, che sta pure lui lassù insieme a tanti grandi, Merola, Sordi, di De Filippo. Pensate a quanta gente c'è lassù e quanta poca roba c'è qui in terra. Il presentatore una volta... Scusa, a Napoli c'è più monnezza adesso in terra, ma in veramente... Italia, io dico in Italia, io proprio in Italia del mondo dello spettacolo, e il meglio sta tutto là. Una volta il presentatore entrava in punta di piedi dentro casa, prendete Corrado, io me lo ricordo a Canzonissima, lui arrivava e diceva: signore e signori, buonasera, benvenuti alla prima puntata di Canzonissima. Questa sera abbiamo 6 cantanti in gara. Chiedeva quasi scusa, permesso, posso entrare a casa mentre mangiate? Oggi il presentatore entra, urla, non sa presentare la maggior parte, e pure lo stesso pubblico è diventato diverso, perché una volta il pubblico applaudiva e rideva, oggi il pubblico ha solo un gran chiasso perché è manovrato dagli assistenti di studio. Qui ci sono gli assistenti di studio, il personale di studio, ma nessuno li segue. L'applauso deve... No, sì. ma l'applauso deve essere spontaneo. Ma non ci danno ordini loro. Senti, hai notato che il maestro Campagnoli faceva il pranzo è servito quando tu parlavi di Corrado? È grande. Ma quanto è bravo sto maestro, mamma mia. Cioè, proprio una cosa mi fa piacere, che i cantanti di ieri, quelli che hanno segnato un'epoca, sono anche quelli di oggi, perché se pensi a Celentano, Gianni Morandi, tu pensi a Renato Zero, Albano, c'erano allora 30-40 anni. Ti faccio una domanda proprio su questo. Allora, questo vuol dire che in Italia bisogna diventare vecchi per diventare delle icone, o che non ci sono nuove personalità capaci? C'è Tiziano Ferro, c'è Mazzotti, c'è Vasco Rossi, che ormai Vasco è storia, però diciamo che l'età te paga, Io ho 54 anni, da 30 anni sono nell'ambiente, c'è rispetto, non ti porta niente d'economico rispetto all'età, però maestro, sì, però guarda maestro, quella è una cosa bella. Allora dicevo, 40 anni fa c'era Morandi e c'è pure oggi, che è uguale a ieri. Tu guarda Gianni Morandi, ragazzi, qui ci sono le signore che possono essere le mie sorelle, le mie zie. Morandi è quello che è uguale. Io non posso farci nulla. Parla,
No, lui parla di Morandi, parla di Vasco Rossi. Intervista Morandi, ecco, questo volevo dire. Allora, senti Morandi, ma com'è che improvvisamente sei diventato così cattivo? Ti ho visto in televisione fare gli scherzi a Pupo, quel poveraccio. Ma sai, come noi abbiamo cercato quest'anno di fare un programma che fosse un po' diverso, sai, sto fatto che io sia il bravo ragazzo, ma poi alla fine la gente da me vuole sempre le stesse cose. Gianni, scusa, io qua c'ho un po' meno degli anni tuoi e non capisco come fai a tenerti così in forma. Io sono 63. Ecco, ma come fai? Puoi dare un consiglio a un guagliuncello come me, più o meno, rispetto a te? Ma voi avete notato che Morandi, quando parla, che è il dramma degli uomini, che è una tragedia Succede infinita. alle donne un piacere. È una tragedia infinita, guarda. Ecco qua. Aspetta, Gianni Morandi si muove ancora oggi come si muoveva 40 anni fa, perché parla, Adesso sono qui a Teramo, volevo cantare una canzone che segnò una svolta nella mia vita, una canzone... Maestro, un accenno di C'era un ragazzo. Posso? Vai. C'era l'altro. Quest'altro? Sa. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava Sapete, secondo me il signor Sabani è più bravo degli altri, perché avete notato, no? Sembrava Morandi senza artifici, senza trucchi e senza niente. Avete notato? C'ha bisogno della maschera. E ci ho fatto un altro applauso per questo, no? Che ve lo devo chiamare io l'applauso? Che vogliono sentire loro, dai. No, nel senso che davvero tu fai parte di quella scuola di imitatori che riescono, un po' come diceva Stanislavski, riescono a uscire e entrare dal personaggio Sai, in una maniera io mi permetto di rubarti la parola Prego, ogni tanto, perché conosco i tempi televisivi. Io ho sempre fatto le imitazioni e le hanno accettate da 30 anni a questa parte con un gesto: devi ottenere risultati. Io al trucco non ci credo, non mi piace. Allora, tu devi fare dei personaggi, adesso Celentano lo facciamo dopo, un fatto con la musica, ma anche i politici. Non serve parlare, tu vuoi fare Berlusconi e fai il sorriso. Berlusconi ha il doppio sorriso, quello un po' incavolato, quello ufficiale che è questo, e poi c'è quello di tutti i giorni che è il sorriso del cavaliere quando va in giro, incontra le persone, come vediamo. Tanti auguri a Berlusconi, Senti, ma Prodi ce l'ha un sorriso? No, volevo fare tanti auguri a Berlusconi. Come no? Auguri forti. Si è operato, è andata bene, siamo contenti. Ascolta, ma Prodi ce l'ha un sorriso? Di Prodi ti faccio pure sorriso e parlate. Il sorriso di Prodi mi piace perché bello, che quello di Berlusconi ha tutti i denti, quello di Prodi è così. Non c'ha denti Prodi. Cosa vuoi sapere da Prodi, se l'avessi qua? Ma non è un po' invidioso di tutto questo affetto nei confronti di Silvio dopo l'operazione in America, ha notato? Ma io ho mandato anche un telegramma per Berlusconi dicendo: torna più forte di prima, ti aspettiamo, perché la politica, deve sapere che si fa tanto parlare, quello non ti vuole, la lotta alle cose, ma alla fine poi siamo dei gran farfalloni, tutti noi politici che cerchiamo di fare il bene degli italiani e non lo facciamo. È vero! E adesso, accompagnato dal maestro Enzo Campagnoli, uno strepitoso Gigi Sabani che ci fa che cosa? Silenzio. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai in spiaggia. Più bassa, maestro. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai in spiaggia. Ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che
e scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché? Tu lo sai perché? No, perché forse lei era una un po' No. non facile di costumi. No, perché... Ah, no. devi saperlo il perché. È perché forse lei andava a scuola? No. Perché? Io facevo... Adriano, mi metti in imbarazzo. Se io facevo il pagliaccio per mettergli in mostra agli occhi di lei, perché? Perché lei era Moira Orfei. No. Non era Moira Orfei. Ah, no. Perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero stato il suo ragazzo ed era colpa di lei. E per farmi ingelosire, quella notte lungo il mare è venuta con te. Gigi Sabani! Grazie! Bene. Grazie. Ma tanto lui torna a Piazzetta Merola di sicuro. Volevo anche fare un saluto, spero di non sbagliarmi, ad un amico che ho incontrato insieme a Peppe dopo tanto tempo, che è Napoli, Salvatore Zizù, spero di non avere... Zuzu, che è una persona bellissima, le persone belle a me mi piacciono. Dove sta Zuzu? Dove sta Zuzu? Oh Madonna mia! Ah, non sta Zuzu, dove sta Zuzu? Me ne vado. Gigi Sabani! Grazie, Ciao, buon Natale a tutti. Abbraccio tra il maestro, eccola qua Anna, puntata oggi veramente puntata super stressante. Salutiamo ancora Gigi Sabani, vai!